Vittoria e primo posto conquistato matematicamente per la Fortitudo Agrigento, che ha battuto sonoramente 85-66 il malcapitato Pescara, che era arrivato al Palamoncada sperando in una serata negativa dei ragazzi di Franco Ciani. Ed invece la Fortitudo è sembrata sempre più in forma. Il gioco fluido, la difesa è tornata praticamente insuperabile e Ciani alla fine ha dato anche ampio spazio ai giovani di Lascio e Brown, quest'ultimo recuperato in extremis. Tutti hanno dato il loro contributo. La Fortitudo era cosciente che vincendo avrebbe blindato il primo posto nella stagione regolare, un piazzamento ottimo in vista dei playoff. Essere primi consente alla squadra biancazzurra di giocare sempre in casa l'eventuale bella. Alla fine della stagione regolare mancano appena 5 giornate e la Fortitudo è inattaccabile. La sfida con il Pescara era il recupero della settimana precedente, quando gli abruzzesi avevano chiesto, incassando subito parere favorevole dagli agrigentini, il rinvio di 7 giorni per consentire a due atleti di conseguire la laurea. Il match di ieri, dicevamo, non ha avuto storia. Già nel primo quarto la Fortitudo è andata avanti di 9 punti grazie alla bomba di Di Viccaro e alle conclusioni di Chiarastella e Mossi, in parte cancellate dalla conclusione pesante di Comignani e dai liberi di Libertini e Grosso. Nel secondo quarto la musica non è cambiata, è stata sempre la Fortitudo a comandare le danze, facendo tutto in modo fin troppo elementare. Giovanatto ha cominciato a riscaldarsi e Paparella con 2 penetrazioni ha fatto allungare i biancazzurri. Dopo l'intervallo lungo, il coach abruzzese Razic ha cercato di sistemare qualcosa in difesa, apparsa molto in affanno, ma è durato poco. La Fortitudo ha continuato a bombardare avendo premura di chiudere subito la pratica. Prima dell'ultimo quarto gli agrigentini avevano già 23 punti di vantaggio, amministrati da grande squadra, malgrado la presenza in campo dei giovani. Una Fortitudo che non si concede quindi pause. Malgrado il primo posto conquistato, gli agrigentini non hanno alcuna voglia di regalare punti a destra e a manca. Domenica c'è l'impegno esterno di Palestrina, un avversario meno forte del Pescara, e Ciani ha chiesto ai suoi di vincere ancora. Si prosegue con la formazione ospite in palleggio Leonzio, viene ostacolato